Bene, bene, è stata una bella esperienza, diciamo, ecco. Da dove arriva? Io abito qui in Veneto da diversi anni, però sono siciliana. Laureati tanti, donne più della metà. Età media 36 anni su 4.277 candidati totali alla preselezione per 80 posti da istruttore amministrativo categoria C. 3.000 persone vivono in Veneto, le altre vengono da fuori. L'obiettivo per tutti è puntare dritto dritto ai 1.300 euro al mese per 36 ore settimanali messe a concorso del Comune di Padova. Tra lunedì e martedì al padiglione 7 della fiera siederanno su questi banchi in 3 turni diversi per provare a raggiungere l'obiettivo. Molti sono ottimisti. Sembrava abbastanza semplice in realtà, domande abbastanza generali. Lei lavora già? No, 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 non in comune. Immaginavo sicuramente anche la preselezione più incentrata su domande di carattere appunto di diritto amministrativo, e invece c'era molta cultura generale, logica, anche perché così insomma si vuole dare spazio a persone che magari sono meno dell'ambiente, però hanno ugualmente un po' di capacità di ragionamento, e la pubblica amministrazione ne ha bisogno. 1 su 10 tra i partecipanti proseguirà la strada del concorso. Dopo gli orali, prime assunzioni entro l'anno e poi da qui a 3 anni. Ma in tutto questo c'è un neo. A concorso per legge sono andati solo i posti previsti nel piano di fabbisogno triennale del Comune, che non tiene conto, ad esempio, di quota 100. Il 1° agosto andranno in pensione con quota 100 i primi 30 dipendenti comunali. Entro fine anno dovrebbero essere 120 su circa 1.700. Noi quel posto, per riassegnarlo, dobbiamo rimetterlo a bando, quindi tutto l'impegno, le energie e anche la complessità che ha mettere in piedi un concorso come questo devono essere rimesse di nuovo in pista, perché la normativa in questo momento non ci permette di tenere delle graduatorie un po' più allungate. Tutto da rifare, insomma, e nuovi costi. Questa nuova stagione di concorsi è il via. Questo e quello per i nidi e materne al Comune costerà 40.000 euro.